Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di Ma che viaggi ti fai e oggi ci faremo una bella gravellata seguendo il sentiero del Po di Primaro. Primaro Bike. Oh, benissimo, che figata, ma siamo a Provinciale e ci inoltriamo in questo sentierino qua. Mamma che bello, non pensavo di trovarlo così. Oh, molto bello, adesso sì che si ragiona. Ci si può anche riposare, c'è una panchina. Molto molto bello. Siamo in mezzo a un mini vigneto. Uva, pere, po', sole, bellissima giornata. Dove arriviamo? Dove arriviamo? C'è un ponticello e qua bisogna salire di qua, via Romea Germanica. Gattino. Pedala. Oh oh. Dove si andrà mai? Qua si va in Camporella, di qua mi pare di tornare indietro e non vedo nessun sentiero. Proviamo di qua, ci andiamo a immaltare, diventa una gravellata di quelle sporche. Ritorniamo sulla strada asfaltata. Primaro Story Trekking. Siamo dalle parti di Consandolo ormai. Oh, Primaro Story Trekking. Si pedala, si pedala. Ciao. Una traccia lunghissima nell'erba, non si può sbagliare. Questo tratto devo dire che è proprio bello e poi costeggiamo anche un campo da golf, una meraviglia, bellissimo. Non credevo, ma questo percorso sta regalando delle belle emozioni. Svolta leggermente a destra e prendi via Casso Madonna. Via Casso Madonna, eccoci qua.
Dopo 56 km tra le campagne ferraresi siamo arrivati alla Valle di Comanda. Ancora qualche chilometro, direi 4-5 km per arrivare al nostro punto d'arrivo, che è la trattoria Primaro. C'è Giada che mi aspetta. La Valle dei Felicotteri. Avevamo realizzato un video qualche mese fa, se volete andarlo a vedere è disponibile sulla nostra pagina. Eccoci arrivati alla trattoria Primaro, il nostro punto d'arrivo. Dopo ben 67-68 km siamo arrivati a destinazione. Bellissimo giro. Alla prossima.